Bene, gloria a Dio. Pace a tutti, fratelli, sorelle, simpatizzanti, amici. E siamo ancora qui e grazie a Dio, una grazia del Signore, veramente, essere ancora presenti. La sua grazia, il suo amore, la sua presenza sono ancora tangibili nella nostra vita e noi vogliamo lodare il Signore e ringraziarlo continuamente per questo. Gloria a Dio. Voglio condividere con voi pochissimi versi della parola. Sono gli ultimi versi che l'Apostolo Paolo scrive alla Chiesa di Corinto. E vogliamo aprire la Bibbia e leggere 2 Corinzi capitolo 13, versetti 11, 12 e 13. Si congeda così, in questo modo, l'Apostolo Paolo con la Chiesa di Corinto. Dice così al versetto 11, 2 Corinzi capitolo 13, versetto 11. Del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Amen. Gloria al Signore. Conclude l'Apostolo Paolo il suo messaggio, il suo insegnamento alla Chiesa di Corinto con alcune esortazioni e poi con una benedizione particolare, soprattutto il versetto 13, proprio questa racchiude questa benedizione. Noi pastori, quando concludiamo il culto, il più delle volte citiamo proprio questo verso, il versetto 13: la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Dicevo, quali sono le esortazioni, i consigli che dà l'Apostolo Paolo? Intanto dice fratelli, chiama la Chiesa fratelli, no? Ci chiamiamo fratelli, sorelle in Cristo. Dice rallegratevi. Alleluia. E questa esortazione vale in ogni tempo. Rallegriamoci non per il tempo che viviamo, per le circostanze, ma rallegriamoci nel Signore. Altrove ribadisce questo concetto l'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi, quando, mentre è prigioniero a Roma, scrive rallegratevi nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Quindi la gioia che noi abbiamo di servire il Signore, di appartenere al Signore, è qualcosa che non dipende, non è condizionata dal tempo, dalle circostanze. La gioia del Signore è il fatto di rallegrarci, è la sua presenza dentro di noi, nella nostra vita. Quindi rallegratevi, ricercate la perfezione. Siamo tutti impegnati a ricercare la perfezione per meglio piacere a Dio che ci ama. Alleluia, Dio ci vuole perfetti, non siamo perfetti, ma almeno cerchiamo la perfezione, ricerchiamo la perfezione. Cos'è la perfezione? La perfezione è somigliare a Cristo. L'unico perfetto è Gesù Cristo. Quindi se noi cerchiamo in tutto, in tutte le cose, ad assomigliare a Gesù Cristo, siamo sulla via della perfezione. Siate consolati, ricevete consolazione, siate aperti alla consolazione. Chi è che consola? Lo Spirito Santo viene anche chiamato nella parola di Dio il Consolatore. La presenza in spirito di Cristo è consolazione per i nostri cuori. Quindi siate consolati, nonostante le vostre pene, le vostre difficoltà, siate consolati, apritevi alla consolazione, come dire, non chiudetevi nel vostro dolore, ma ricevete consolazione da parte di Dio che vuole
consolarvi. Abbiate un medesimo sentimento, un richiamo all'unità. La Chiesa del Signore è unita. La Chiesa del Signore, nonostante siamo persone diverse per ceto sociale, per cultura, per colore della pelle e così via, per bellezza, scherzo, ma è solo una battuta. Gloria a Dio, nonostante le differenze umane, vogliamo essere uno, uniti, avere un medesimo sentimento. Quando ci raduniamo, quando ci rivolgiamo a Dio, abbiamo lo stesso sentimento, dobbiamo avere lo stesso sentimento nei Suoi confronti. Amore e riconoscenza verso colui che è il nostro Salvatore. Quindi abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace. Dio ci dia grazia di realizzare questa esortazione, di vivere in pace con tutti. E facendo questo, il Dio d'amore e di pace sarà con voi. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio, tutti i santi vi salutano. L'Apostolo Paolo chiama i credenti anche santi, non in quanto a perfetti, a persone perfette. Il santo non è una persona perfetta. La parola santo vuol dire appartato, messo da parte, colui che si dedica al servizio del Signore, si dedica a piacere a Dio e quindi si allontana dal peccato e da tutto ciò che attrae, che può attrarre dal mondo. Quindi se amiamo il Signore, ovviamente siamo sulla via della santificazione, ci appartiamo, ci mettiamo da parte per un servizio che vogliamo rendere a Lui. I santi non sono quelli del calendario, solamente ringraziamo il Signore per i santi che ci hanno preceduto, ma ognuno di noi può essere santo agli occhi di Dio se decide di appartarsi, mettersi da parte e decide nel proprio cuore di servire Dio. Quindi tutti i santi vi salutano. E poi il versetto 13, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. È una benedizione, si augura e augura l'Apostolo Paolo alla Chiesa che possa realizzare innanzitutto la grazia del Signore Gesù Cristo. Li ha messi in ordine, la grazia, l'amore, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo. Ecco, queste tre cose vanno realizzate nella vita di ogni credente. Primo fra tutti la grazia del Signore. La grazia è un favore immeritato. La grazia che noi abbiamo ricevuto da Dio è in Cristo Gesù. Dio ha sacrificato il suo figliuolo, ha fatto morire Lui sulla croce al posto nostro. Noi meritavamo la morte, ma ci ha dato Gesù e per mezzo di Gesù noi abbiamo la grazia. Non è la grazia di un governante umano, di un politico, di un uomo in autorità da un punto di vista umano, è la grazia di Dio che si è realizzata in Cristo Gesù. Ecco, Gesù morendo sulla croce rappresenta per noi la grazia che Dio ci ha concessa, il perdono dei nostri peccati. Alleluia. Riguardo alla grazia, voglio leggere ancora qualcosa che l'Apostolo Paolo scrive agli Efesini, capitolo 2, versetto 8, scrive così: infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Quindi la nostra salvezza è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio ci ha donato il suo figliuolo. Alleluia, vogliamo dire grazie Signore. Quindi la grazia del Signore Gesù Cristo è, c'è questa congiunzione,
Quindi la grazia del Signore Gesù Cristo viene unita assieme all'amore di Dio. Cos'è l'amore? Dio è amore. Alleluia. Proprio la parola di Dio ci dice proprio che Dio è amore. Prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 16, Giovanni scrive così: noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui. Quindi Dio è amore. La grazia del Signore Gesù Cristo è l'amore di Dio. E un'altra è, congiunzione, e unisce ancora, e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. La comunione dello Spirito Santo. Alleluia. Proprio in questi tempi stiamo realizzando in un modo profondo la comunione dello Spirito Santo. Anche se non siamo fisicamente vicini, fisicamente uniti, fisicamente nello stesso luogo, alleluia, stiamo realizzando la comunione, uniti nello Spirito. Comunione nello Spirito Santo. Anche in questo momento, anche se state ascoltando dallo schermo del computer, del telefonino, o quello che sia, lo strumento che avete, c'è comunione nello Spirito Santo. Alleluia. E proprio Gesù dice ancora, in Giovanni capitolo 4, versetto 23, dice ancora: ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito. E quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Alleluia. Stiamo adorando Dio in spirito e verità. Dio è spirito. Non abbiamo bisogno di un'immagine, di una statua. Non abbiamo bisogno di queste cose, ma Dio c'è. C'è quando lo cerchi. Dio si lascia trovare. Quando rivolgi il tuo pensiero a Dio, Dio c'è. Quando con tutto il cuore lo cerchi, Dio c'è. Alleluia. Gloria al Signore, in questo momento Dio c'è e sta parlando al tuo cuore. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo, chiudiamo gli occhi, apriamo il cuore. Facciamo una preghiera al Signore insieme. Alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia, tu sei spirito, alleluia, alleluia, la grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti noi, alleluia, alleluia, oh Dio d'amore, rivelati ancora in quanti stanno ascoltando, alleluia. Fatti conoscere, Signore, ancora. Alleluia, salva, parla al cuore, intervieni, stendi la tua mano di liberazione. Guarisci, Signore, non solo fisicamente, guarisci anche dal peccato, alleluia. Guarisci anche dalle conseguenze del peccato, Signore. Fa che ancora molti ti accettino nella propria vita come personale Salvatore. E fa che questo messaggio sia di benedizioni per quanti ascolteranno, Signore. Alleluia, grazie, Signore, per questo momento. Grazie per le possibilità che ancora ci regali, ci doni, Signore. Continua a benedirci, a vegliare su di noi, proteggi il tuo popolo, la tua Chiesa, guarisci ancora l'umanità. Oh Signore, ti preghiamo per coloro che sono stati contagiati da questo virus, nel nome di Gesù. Alleluia, ti chiediamo guarigione, Signore, liberazione, e fa che l'umanità si rivolga a te, Signore.
sempre di più possa riconoscere che tu sei il solo e vero Dio, l'unico Dio, non c'è altro Dio all'infuori di te. Alleluia. Ti ringraziamo, Padre nostro, ed ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, il tuo amato figliuolo che vive e che regna in eterno. Amen. Amen. Gloria del Signore. Alleluia. Dio vi benedica. Dio ci benedica. Vi do appuntamento alle prossime occasioni. Restiamo uniti nel Signore. Pace a tutti.